Entro il prossimo 15 settembre i comuni e le province colpiti dagli eventi meteorologici degli ultimi mesi saranno rimborsati. A comunicarlo attraverso una nota il sottosegretario regionale con delega alla protezione civile Franco Torchia. Le prime somme delle spese sostenute nella fase di prima emergenza riguardano i danni alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2010. Si è svolto oggi presso la Prefettura di Reggio Calabria un nuovo incontro tra i sindacati riguardo alla ricollocazione di 495 dipendenti dell'ex GDM rimasti senza occupazione. I lavoratori da ieri hanno dato il via all'occupazione ad oltranza dei punti vendita di Reggio, Vibo e Crotone. Sull'origine della protesta la controversa procedura di cessione alla Eurologistic con l'uscita delle liste dei pochi lavoratori. Sono stati illustrati questa mattina a Catanzaro i dettagli dell'evento dal titolo "Per ricordare", manifestazione in programma martedì 19 luglio per commemorare il giudice Paolo Borsellino a 19 anni dalla sua tragica morte. La cerimonia si svolgerà nel quartiere di Pistoia, luogo dove da 15 anni non si organizza alcuna iniziativa pubblica. Si aprirà domani sera a Crotone il sipario del Meeting del Mare, a partire dalle 21 nel piazzale antistante lo stadio Ezio Scida. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Centro Spettacolo, è stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa. Quest'anno a presentare l'evento anche Laura Freddi. Tra le presenze Amedeo Minghi, Paolo Meneguzzi, Micaela, Massimo Di Cataldo, Toni Maiello e Attilio Fontana.